Malga Pramosio è situata in comune di Paluzza, in Alta Carnia, quindi Alto Friuli, la zona montana. La Malga si trova a 1500 metri sul livello del mare, la superficie è di circa 490 ettari, di cui una settantina puramente a pascolo. Sono titolare dell'azienda agricola Screm Marino e Pietro, con appunto mio padre Pietro. Abbiamo un allevamento di vacche da latte, prevalentemente bruna alpina, con qualche pezzata rossa e anche qualche frisona. E ho circa un'ottantina di capi in lattazione. L'attività principale durante l'inverno è comunque l'allevamento con la produzione di latte. Io e mio padre, assieme alla mia famiglia, gestiamo, oltre all'azienda agricola, l'agriturismo. Un agriturismo dove vengono venduti e elaborati dei piatti con i prodotti derivanti dal caseificio aziendale, quali formaggi, ricotta, yogurt, tantissimo yogurt che la clientela ci chiede. Sono prodotti naturali, le vacche mangiano esclusivamente erba e acqua dei pascoli, quindi un prodotto alto a tenore proteico e molto molto sano. Al contrario di quanto si pensa, gli animali in Malga hanno la necessità di un supporto alimentare. Assieme ai tecnici del circolo agrario, in questi ultimi anni abbiamo messo a punto una formulazione per l'alimentazione in Malga specifica che segua le mie esigenze, le esigenze della mia azienda e dei miei bovini. Supporto che viene dato da sali minerali che possono mancare a livello del pascolo e non solo, anche per dividere i pascoli, perché io faccio il pascolo turnato. Fortunatamente il circolo agrario ha una filiale anche a Tolmezzo, quindi permette di avere un supporto tecnico molto vicino. Abbiamo trovato un valido aiuto in Greta Taboga, che è il referente commerciale. Gli allevatori necessitano magari di piccole cose, ma è bello poterle trovare a poca distanza dall'azienda.